Le procedure e sistemi permettono di fare richieste di assistenza direttamente dal programma. In qualunque videata troverete in basso a sinistra il punto di domanda. Cliccandoci sopra sarà sufficiente selezionare la voce richiesta assistenza. A questo punto il programma verifica la connessione internet, indispensabile per poter eseguire questo tipo di richiesta. Nella videata che apparirà sarà possibile verificare o indicare l'indirizzo mail al quale verranno inviate le notifiche dell'apertura del caso e le risposte che l'assistenza vi darà successivamente. Sarà possibile modificare il prodotto proposto qualora abbiate più prodotti sistemi nel vostro IDS. Sarà necessario poi indicare l'area relativa al problema. Indicherete la vostra domanda. Avrete anche la possibilità di collegare degli allegati, tenendo presente che automaticamente inviando la richiesta verrà inviata la videata sulla quale siete posizionati. Sarà sufficiente a questo punto usare il tasto invia richiesta. All'indirizzo mail indicato nella richiesta verrà inviata una mail riassuntiva dei dati che avete appena inviato, quindi troverete il testo, il prodotto, l'area e avrete la possibilità con il link accedi al caso online di visualizzare il caso che è stato aperto, quindi con il testo che ci avete inviato. Avete la possibilità col tasto rispondi di integrare la domanda e rimarrà sempre memorizzato come storico la risposta che vi abbiamo dato. La richiesta di assistenza può essere effettuata anche accedendo dal menu presente in Servizi e Supporti, Assistenza in rete, Richiesta assistenza. In questo stesso menu è presente anche la voce Portale assistenza online che vi permette di accedere alla vostra area riservata nella quale potrete effettuare delle ricerche su tutte le richieste già effettuate.